Cari telespettatori della Tenna TV, bentrovati, siamo in Piazza del Popolo a Vittorio Veneto e torniamo a parlare del raduno, del 45esimo raduno nazionale dell'Arma di Cavalleria. Vi parliamo all'indomani di un bel weekend che ha animato la città di Vittorio Veneto. Sono in compagnia di Lucio Pasqualetto, presidente dell'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria della Regione del Veneto, e con il vicepresidente Paolo Vello. Ci eravamo visti a una settimana dal grande evento, abbiamo fatto la puntata di presentazione insieme a loro, però tanta è ed era la soddisfazione. Abbiamo detto, beh, chiudiamo questo capitolo, il capitolo dedicato alla cavalleria, anche con appunto le vostre parole che immagino saranno di ringraziamento anche. Si parte con ringraziamento, ma vorrei dire, prima di tutto siamo di parola, perché ci siamo lasciati con un impegno ben preciso che riguardava il rischio, tra l'altro, perché ogni manifestazione c'è sempre il rischio finale della riuscita. Avevamo promesso un certo tipo di manifestazione, un certo tipo di presenza, una certa sensibilità. Partiamo da questa sensibilità per dire un grazie assolutamente a tutti. Per primo ai vittoriesi, perché la risposta che ha avuto la città di Vittorio Veneto e la cittadinanza credo che sia universale, ecco, come era giusto il tema anche di oggi, del nostro 45esimo raduno. C'è stata una risposta importantissima, numerosissima. Un grazie all'amministrazione che ci ha permesso anche di realizzare questo bel 45esimo raduno, un grazie a tutti i collaboratori, tutti i cavalieri che hanno lavorato, alle forze dell'ordine, ai vigili, alla protezione civile, a tutte le persone che magari anche silenziosamente permettono perché magari sono loro che magari vengono anche dimenticati tante volte, ma il grazie parte dal più basso al più alto, perché credo che la riuscita di questa bella manifestazione resterà nei cuori, come avevo chiesto, di tanta gente, soprattutto dei giovani e dei più anziani. La macchina organizzativa, come diceva giustamente lei, è molto complessa, ci sono tanti ingranaggi che servono per far funzionare il tutto. Vello, avevamo detto una 2 giorni intensa a Vittorio Veneto, una 2 giorni che è iniziata il sabato nel tardo pomeriggio con il carosello che ha stupito un po' tutti quanti. Certo, come diceva il Presidente, sicuramente siamo rimasti stupiti dell'affluenza del numerosissimo pubblico, e questo ci ha fatto piacere, e credo, questo è un pensiero personale, che sia stato un po' il viatico per le altre numerosissime presenze della domenica. Mi unisco sicuramente a lui per tutti i ringraziamenti, e vorrei sottolineare un fatto che è anche questo, ritengo, il motore di questa bella riuscita: la perfetta unità di intenti tra l'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria, quindi i soci non più in armi, e però la parte in armi, il nostro decano, il generale di Corpo d'Armata Paolo Gerometta, con il quale siamo stati costantemente in contatto, e ovviamente questo ha prodotto i suoi frutti. Un ringraziamento va, diciamo, anche ai vertici della nostra associazione, al presidente, ai 2 vicepresidenti sempre presenti, al direttore della nostra rivista, che ci hanno supportato in maniera egregia, perché sicuramente in tutti si fa tutto, da soli si fa ben poco. E questa sinergia l'abbiamo vista anche nella giornata di domenica, quando c'è stata la parte ufficiale qui in Piazza del Popolo alle nostre spalle, e poi alla quale è seguito lo sfilamento lungo Viale della Vittoria. Vi chiedo, è sempre difficile dare i numeri in queste occasioni qua, avete qualche dato, qualche numero di quanti sono stati gli sfilanti e di quanti potrebbero essere stati gli spettatori? Siamo andati indubbiamente oltre le aspettative, non pensavamo, perché noi ci siamo sempre rapportati alle precedenti manifestazioni, ma qui abbiamo fatto l'unplan, devo dirlo. Allora, anche come rappresentanza di sfilanti, a parte che il Veneto era il più numeroso e ha fatto un po' da leone, diciamo così,
proprio Veneto. Ha trainato. Ha trainato. Però la presenza delle numerosissime regioni, penso che abbiamo, proprio come sfidanti, eravamo quasi 2000 persone, della parte, diciamo così, che hanno sfilato come ex appartenenti al corpo d'arma di cavalleria, ma la presenza poi della gente qui è discutibile la cosa, perché si parlava prima di una cifra e ho visto anche dalla stampa e dai media eccetera, nel tempo hanno rivisto le posizioni, anche devo dire da parte delle forze dell'ordine, da parte di tutti che non si aspettavano una presenza così grande. Oltre i 10.000 persone, sì, questo sì, lo devo dire con molta serenità. Una partecipazione importante, un legame che si è venuto a creare tra la vostra associazione e la città di Vittorio Veneto. Chissà che anche in futuro possano esserci altre occasioni per incontrarsi di nuovo. Ma noi lo speriamo vivamente, appunto Vittorio è la città della vittoria, quindi qualcosa sicuramente sarà da fare, e se l'amministrazione vorrà ancora interpellarci noi siamo ben presenti. Approfitto anche ancora per ringraziare l'amministrazione, perché con gli eventi collaterali a questi 2 giorni ha dato spessore alla nostra cerimonia, al nostro evento, e anche ha dimostrato la massima disponibilità, anche facendo delle visite guidate al Museo della Battaglia ed altri eventi, quindi direi un coronamento per tutti. Ecco, una soddisfazione generale a cui possiamo unirci anche noi, perché in tantissimi hanno seguito la diretta televisiva, le repliche successive, in tanti in questi giorni su internet, sui social stanno condividendo i video, abbiamo messo alcuni estratti, la carica del carosello, così come lo sparo del cannone, il momento in cui sono passati i cavalli proprio qui davanti alla tribuna d'onore, alla tribuna ufficiale, quindi momenti che sono stati condivisi e stanno facendo il giro del mondo. Pasqualetto, a lei la chiusura, come dicevo a Vello, insomma dovete tornare qui a Vittorio Veneto. Beh, noi siamo veneti, a Vittorio Veneto ci torneremo senz'altro. Non so quando sarà il prossimo raduno nazionale a Vittorio Veneto. Ripeteremo magari un regionale a Vittorio Veneto, che potrebbe essere un'occasione ottima per tutti noi. Devo dire una cosa, abbiamo avuto anche la fortuna che eravamo preoccupati del tempo. Il tempo ci ha graziato, il buon Dio ci ha regalato anche una magnifica giornata. Bisogna ricordarci, perché se pioveva la cosa poteva avere una dimensione completamente diversa. E soprattutto, che non ho calcolato, perché in 3 giorni abbiamo visto tantissima gente in ogni centro in cui si facevano le attività nostre. Anche ricordo il carosello, una cosa eccezionale, perché anche l'amministrazione ci ha detto tanta gente così in un'occasione del genere noi non l'abbiamo mai avuta. Abbiamo favorito di portare anche buon lustro a Vittorio Veneto e ci teniamo. Io poi da trevigiano, permettetemi. Gioca in casa, un po' di campanilismo ci sta, ecco. Grazie a Lucio Pasqualetto, grazie a Paolo Vello, abbiamo ritenuto così necessario e doveroso anche chiudere la programmazione dedicata al raduno nazionale dell'Arma di Cavalleria con questa intervista che appunto ha come fil rouge il ringraziamento soprattutto anche ai vittoriesi che hanno voluto essere partecipi di questo grande evento. Grazie a tutti voi e un saluto ai nostri telespettatori. Grazie alla TV vostra, grazie. Grazie.